oggi abbiamo allungato di qualche minuto la nostra trasmissione per avere nostro ospite il comandante dei Vigili del Fuoco di Taranto, l'ingegner Giuseppe Merendino, che è con noi. Accanto a lui c'è anche il vice comandante, l'ingegner Giovanni Pietroforte. Ovviamente vogliamo raccontarvi, insomma, e avere aggiornamenti su quello che è accaduto ieri a Lido Silvana e Fata Morgana. Buongiorno, ben trovato. Buongiorno. Dunque ieri insomma è stata una giornata difficile, anche perché era partita già da un incendio all'Ama San Vito e contestualmente c'era appunto questo problema a Fata Morgana. Ci racconta come siete intervenuti e se già avete un'idea della conta dei danni? Sì, quasi contemporaneamente si sono attivati questi due grossi focolai di incendio che distano uno dall'altro una decina di chilometri. Quindi da una parte la zona di Lama, che è più densamente costruita, edificata, e poi successivamente la zona di Fata Morgana e dell'Eden Park, che ha avuto i danni più grossi. Stiamo parlando di un'area di circa 100 ettari. All'interno della quale si trovano principalmente Fata Morgana, che ha avuto danni. Non la sento benissimo, comandante, non la sento benissimo, le chiedo di ripetere perché da quando parlava dell'area e della grandezza dell'area l'abbiamo persa. Ci diceva, si tratta di un'area di quanti ettari? Di 100 ettari, circa 100 ettari, la zona di Fata Morgana, Bosco Gagioni. Questo è il luogo dove si è sviluppato l'incendio, siamo a partire dalle 3:14. Un primo focolaio era stato controllato da una squadra, poi è stato un focolaio successivo e infatti ci sarà da indagare se è stata una propagazione o se è stato un successivo innesto, il che vorrebbe dire che c'è una causa dolosa. Certo. Altrimenti potrebbe essere una causa colposa. Ha raggiunto tutto questo territorio, in particolare tutte le ville che si trovano all'interno della pineta e la zona di Eden Park, il ristorante Eden Park, era parzialmente utilizzato, e lì i danni sono stati molto gravi sia sulle viplette che sull'Eden Park. Devo dire che per fortuna il resto in Fata Morgana ha danni molto più limitati. Sono intervenuti con 4 squadre, 2 squadre dalla sede centrale, una delle quali è quella in convenzione con la Regione Puglia, la squadra cosiddetta per la lotta all'incendio boschivo, e una squadra da Martina Franca e una da Manduri. Abbiamo concentrato sul sito tutte le forze disponibili. La sala operativa unificata permanente coordinata dalla Regione Puglia ha inviato sul posto anche personale volontario di protezione civile, personale di settori dell'area, cominciano da giorno. Poi era presente il sindaco per alcuni aspetti logistici che ha collaborato e poi le forze dell'ordine, polizia e carabinieri, con cui ci siamo scambiati informazioni, in particolare sulla presenza di persone. Le squadre hanno operato per estrema difficoltà all'interno di questo posto perché il vento molto forte ha spinto le fiamme rapidamente da nord verso sud. Il nostro personale specializzato, si chiamano DOC, il direttore di spegnimento, ha coordinato l'intervento di 2 Canadair, un elicottero antincendio che sono stati fatti intervenire dalla SOP, dicevo appunto la sala operativa della Regione Puglia, che ha inviato questi Canadair dalla Messia Terme, e il loro intervento nel pomeriggio è stato determinante per contenere le fiamme che altrimenti a causa del vento stavano espandendo velocemente. Poi le squadre a terra hanno continuato l'operazione di spegnimento e bonifica e sono continuate per tutta la notte, perché purtroppo essendo una pineta, essendo strade molto piccole, molti giardini, un territorio parte vegetale molto. Ma adesso si può dire che le fiamme sono spente ovunque? C'è ancora uno stato d'allerta? Ancora degli uomini lì? Assolutamente, c'è ancora uno stato di allerta perché siamo nelle cosiddette operazioni di bonifica, cioè dobbiamo controllare che non possa riprendere il fuoco dal bosco. I fuochi, quando ci sono pinete, purtroppo possono riprendere facilmente, anche a giorni di distanza.
e quindi è necessario controllare il territorio per molto tempo, e noi abbiamo mantenuto 2 squadre sul posto. Ora arriveranno anche rinforzi, supporti da altre regioni che ci ha fatto arrivare il nostro dipartimento da Roma, e con quello terremo sotto controllo la situazione. Senta, comandante, noi questo incubo l'abbiamo già vissuto 23 anni fa. Lei ovviamente non c'era al comando dei Vigili del Fuoco di Taranto, ma come si può fare a prevenire, fermo restando, come diceva, che si tratta di una pineta, quindi ancora più facile, ma effettivamente l'incuria o eventualmente insomma altre questioni, che cosa si può fare poi concretamente? Cosa fa un privato cittadino per provare a evitare, lasciando stare ovviamente il lavoro che poi le istituzioni si spera vadano anche a fare per tutelare l'area? Allora, guardi, ci sono due ordini di ragionamento. Da una parte c'è l'azione che possono effettuare le amministrazioni locali, e di questo le pulizie dei terreni, la pulizia dei terreni pubblici e la vigilanza e la sorveglianza sul territorio per verificare che siano rispettate le ordinanze che vietano l'accensione di fuochi e impongono la pulizia dei terreni dal 15 giugno. Su questo il prefetto, Sua Eccellenza Paolo De Stia, aveva fatto una riunione, ma non 3 settimane fa, proprio sensibilizzando i comuni su questi aspetti. Per quanto riguarda i privati, è necessario che tengano assolutamente puliti i terreni nei pressi dell'edificio, e poi gli alberi dovrebbero essere posti gli alberi di alto frutto a una certa distanza sia dall'edificio che per esempio dai serbatoi di GPL, che se coinvolti diventano estremamente pericolosi. Infatti ce ne sono un paio che hanno subito dei danni, sono fuoriuscite le fiamme. Questo è un altro problema, il gas, le bombole di gas, insomma, che c'erano nelle case, perché purtroppo il gas non i serbatoi di GPL esterni in particolare sono un pericolo per gli operatori del soccorso. Ci sono state queste campagne informative che sono state avviate dai Vigili del Fuoco e sono presenti nei nostri siti, il sito Vigili del Fuoco, dove le persone possono consultare e vedere quali sono le prevenzioni che il privato che possiede un edificio in una zona presente vegetazione o boscaia o una zona di interfaccia urbano-rurale può mettere in campo per preservare il edificio. Devo dire che purtroppo sono delle azioni che non vengono fatte. Raramente si vede attenzione polizia su questi aspetti, e purtroppo che in questo territorio prima era moderato, sta aumentando notevolmente. Quest'anno la Puglia ha avuto un numero di incendi che purtroppo si avvicina molto a quello della regione che è colpita da questo fenomeno, che è la Sicilia, la regione da provengo. La Puglia purtroppo si sta avvicinando a questa situazione per condizioni meteorologiche che sono estremamente gravose, piove molto poco, temperature estreme per diversi giorni, è una situazione che è molto pericolosa. Speriamo che nel mese di agosto la situazione possa migliorare. Abbiamo in campo squadre aggiuntive, la collaborazione con la regione Puglia proprio per avere più disponibilità di personale. Col Ministero abbiamo avviato un percorso per cui possono essere richiamate squadre da altre regioni in caso di necessità, però quando scoppiano più incendi contemporaneamente, come è avvenuto ieri, condizioni meteorologiche avverse perché c'è vento, è una situazione estremamente difficile, molto rapida, che Comandante, anticipato la mia domanda, che era proprio sul numero di uomini, quanti siete oggi e quanti dovreste essere, perché questa è una questione molto dibattuta, insomma, quella della penuria del corpo, insomma, di personale nei Vigili del Fuoco. Quante persone ci vorrebbero per presidiare il territorio adeguatamente? Quanti siete oggi? Quante persone ci vorrebbero è una frase a cui non posso rispondere, perché gli eventi sono sempre crescenti, quindi non è possibile fare un dimensionamento verso il massimo. Lì dovrebbe essere un'azione congiunta di prevenzione, protezione e lotta antincendi insieme per raggiungere il risultato ottimale. Rispetto alle squadre che ordinariamente operano sul territorio, in questo momento abbiamo il rinforzo di una squadra attiva a Taranto, questa appunto mette in convenzione la regione Puglia, e poi abbiamo a disposizione, stanno arrivando ora altre 36 persone da altre regioni in questo periodo per dare una mano, aiutarci nella lotta boschiva, perché le forze si possono aumentare in caso di necessità, però è chiaro che
nell'immediatezza dell'evento, perché purtroppo l'incendio boschivo o l'incendio vegetazione è un fenomeno estremamente rapido. Nell'immediatezza dell'evento non si può arrivare dappertutto immediatamente e la situazione può diventare estremamente pericolosa. È lì che l'azione di vigilanza e prevenzione invece rallenterebbe il fenomeno, perché terreni puliti, vegetazione controllata, azioni simili renderebbero molto più lento un fenomeno che invece in condizioni di vento e di calore e di temperatura elevata, come avete visto ieri, diventa rapidissimo e difficilmente controllabile. Anche l'intervento aereo spesso è risolutivo, ma non è immediato, perché deve giungere gli aerei della Forza Nazionale, certo, sul territorio, magari impegnati interventi. Ieri dopo 20 minuti è stato il primo lancio possibile, già per l'incendio alla prima fase. Comandante, le faccio l'ultimissima Abbiamo domanda. salvato una persona, devo ricordare, Sì. una donna anziana che è stata tratta dalle fiamme dalla nostra squadra, che ha operato con grande un'azione estremamente pericolosa, l'ha tirata fuori dalle fiamme e messa a disposizione dei sanitari, che è in terapia intensiva. Faccio tantissimi lavori alle signore. Speriamo insomma che speriamo vada per il meglio, la situazione possa riprendersi. L'ultimissima domanda: oggi sarà possibile per i residenti rientrare in qualche modo, vedere qual è la situazione delle loro case? Lo stanno già facendo, o comunque l'area è presidiata ma è possibile circolare oppure no? No, l'aria è presidiata e non è possibile circolare per motivi di sicurezza, perché appunto ci sono le operazioni di bonifica. Lì sul posto abbiamo un nostro automezzo, si chiama posto di comando avanzato, dove sono presenti un presidio di vigili del fuoco fisso, e i cittadini interessati a recuperare qualcosa dalle proprie case possono andare al posto di comando avanzato per chiedere un intervento specifico. Grazie per essere stato con noi all'ingegner Giuseppe Merendino, comandante dei Vigili del Fuoco di Taranto, e soprattutto grazie per come vi spendete, per tutto quello che avete fatto ieri, insomma, per il vostro apporto. Grazie mille e buona giornata, buon lavoro. La ringrazio per i complimenti e l'attenzione. Buon lavoro. Buona giornata anche a voi.